Sono 8.000 ad oggi le richieste di cassa integrazione in deroga presentate dalle imprese venete da inizio anno per un totale di oltre 40.000 lavoratori. 4.500 quelle di mobilità in deroga. Una situazione allarmante, il rischio di una deriva del sistema imprenditoriale dietro l'angolo, così come dalla parte dei lavoratori la prospettiva di un aumento di tensioni sociali. Non c'è dubbio che siamo in mancanza di risposte, le tensioni sociali sono assolutamente ovvie, ma il problema non è difendersi dalle tensioni sociali, è difendere questi lavoratori da un'occupazione, da una certezza anche di ammortizzatori sociali. CGIL, CISL e UIL del Veneto oggi hanno fatto il punto della situazione, che è senza ombra di dubbio drammatica, e hanno annunciato la giornata nazionale di mobilitazione organizzata per il prossimo 22 luglio a Roma con presidio davanti a Montecitorio. Lo strumento degli ammortizzatori in deroga e in tutto il territorio nazionale, in particolare anche nella nostra regione, nel nostro territorio, è uno strumento importantissimo. La disoccupazione in Veneto ha raggiunto gli 8 punti reali. Per risalire la china è necessario, secondo i sindacati, da un lato sostenere l'imprenditoria, ma dall'altro modificare la bozza di decreto sugli ammortizzatori in deroga, sulla quale da tempo c'è una discussione in atto fra il governo e la conferenza Stato-Regioni. Chiediamo che venga riformato il decreto che è stato stilato già a novembre e non ancora prodotto. Vogliamo che si facciano carico della grande sofferenza che il Veneto che lavora ha incontrato in questo periodo. La rappresentante del governo, oggi in visita nel Bellunese, ha confermato l'impegno dell'esecutivo guidato dal Premier Renzi. Noi ce la stiamo mettendo tutta e dalla credibilità, dalla forza e dalla tenacia di questo governo e del suo Presidente del Consiglio sono assolutamente ottimista che si trovi una soluzione.